milioni di euro di beni immobili, auto, società e conti bancari sono stati confiscati all''ndrangheta calabrese operante a Lavagna. Il provvedimento è emesso nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna. 2 collaboratori per il neosindaco Mangiante. Luca Sanguinetti si occuperà di piste ciclabili, stazioni ferroviarie e valorizzazione del comune. Stefano Piazze di sicurezza e frazioni. All'udienza generale del Papa ha ripercorso le tappe del viaggio in Romania. Abbiamo manifestato che l'unità non toglie le legittime diversità, ha spiegato Francesco. Ogni persona ha dentro di sé altre culture, la riflessione di Farouk Well e Giorgio Paolucci al Festival della Parola. Il dialogo, hanno spiegato, si costruisce solo attraverso l'incontro personale con l'altro. Sarà la coscienza il tema portante dell'edizione 2019 del Festival Andersen, 80 gli eventi in programma, domani l'apertura con la sfilata dei bambini. Festa, gioco e commozione al villaggio per il torneo di calcio giovanile in memoria di Santo Nicole Ghirardelli, premio speciale a Massimo Maiolini che dopo 3 anni lascia la presidenza della società. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura torniamo ad occuparci dell'inchiesta Conti di Lavagna. Sono stati confiscati ben oltre 3 milioni di euro alla locale Lavagna, ovvero il gruppo di persone ritenute appartenenti all''ndrangheta calabrese coinvolte nell'inchiesta, che aveva condotto all'arresto di 8 persone prima, di altre 3 poi, e aveva portato allo scioglimento del comune di Lavagna per infiltrazioni mafiose. I beni confiscati consistono in appartamenti, auto, magazzini, box, attività commerciali, società e conti bancari, tutti collocati tra Lavagna, Sestri Levante e Milano. I dettagli nel servizio. Sono stati confiscati i beni ritenuti nella disponibilità dell''ndrangheta lavagnese. Arriva a compimento dunque un ulteriore passaggio dell'indagine Conti di Lavagna. Le confische sono state effettuate nei territori delle province di Genova e Milano e riguardano beni in disponibilità di soggetti ritenuti appartenenti all''ndrangheta calabrese da anni residenti in Liguria, attivi nei reati di usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziarie e traffico di stupefacenti, oltre che nell'investimento di denaro di provenienza illecita con la conseguente intestazione fittizia di beni e società. I fatti sono quelli noti. Nel corso delle indagini, conosciute con il nome Conti di Lavagna, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Genova, la squadra mobile aveva già tratto in arresto 8 persone ed eseguito misure cautelari a carico di altre 3 persone. Gli ulteriori accertamenti condotti sugli interessi economici dell'Andrina Rodà Casile, nella provincia di Genova, avevano consentito di individuare nuovi investimenti immobiliari e in attività economiche nel settore delle videolottery, realizzati dall'uomo di fiducia del capo della locale di Lavagna, che era stato successivamente tratto in arresto unitamente ad altri 3 fiancheggiatori. A seguito degli arresti e delle attività della commissione d'accesso nominata dal prefetto di Genova, il Consiglio Comunale di Lavagna è stato poi sciolto per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Gli accertamenti di carattere patrimoniale realizzati dalla sezione criminalità organizzata della squadra mobile e coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno consentito al Tribunale di Genova di emettere il provvedimento di confisca di tutti i beni immobili, di autovetture di grossa cilindrata, conti correnti e deposito titoli nelle disponibilità degli affiliati all'Andrina Rodà Casile, oltre al sequestro delle imprese gestite dagli stessi affiliati tramite vari prestanome a loro collegati da vincoli di parentela. In particolare sono stati confiscati 3 immobili commerciali, di cui 2 a Lavagna e 1 a Sestri Levante, 5 appartamenti, di cui 1 nel centro di Milano, 3 a Lavagna e 1 nella Baia del Silenzio di Sestri Levante, 2 box, 1 a Milano e secondo a Lavagna, 2 magazzini a Sestri Levante, un ristorante nel centro di Sestri, una società attiva nel settore delle videolottery e una partecipazione in una società attiva nel settore delle scommesse con sede a Lavagna, 5 auto, di cui 2 di lusso, e una ventina di rapporti bancari attivi. Complessivamente la confisca riguarda beni per un valore di oltre 3 milioni di euro. E restiamo a Lavagna. Durante la presentazione della nuova giunta sono stati conferiti gli incarichi anche a Luca Sanguinetti e Stefano Piazza, nominati dal sindaco quali collaboratori del Primo Cittadino. Sentiamo i dettagli.
Sono già pronte anche le deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza, lo assicura il neosindaco di Lavagna, che si riserva però di annunciarle in un secondo momento, a stretto giro o in occasione del primo consiglio di venerdì 14 giugno. Ne stiamo parlando con il segretario comunale, spiega Mangiante. Intanto 2 incarichi sono già stati assegnati e sono quelli dei collaboratori Luca Sanguineti, noto fotografo lavagnese, e Stefano Piazze, priore della Confraternita della Santissima Trinità. Luca Sanguinetti si occuperà di promuovere e valorizzare l'immagine del comune attraverso i social e non solo, ma anche di piste ciclabili e delle 2 stazioni ferroviarie. In un caso, quella di Caviborgo, è già in piedi un interessante progetto. Si chiama Spazio ai Giovani. Questo progetto è inerente a una cosa che abbiamo trovato su internet, che sarebbe un comodato d'uso gratuito che le ferrovie dello Stato forniscono ai comuni. Abbiamo già fatto qualche piccolo disegno con delle giovani studentesse di architettura di Genova e vorremmo trovare un gruppo di giovani, se sono cavesi meglio, che gestiscano lo spazio della stazione di Cavi di Lavagna, perché può portare dei vantaggi alla città. Stefano Piazze si occuperà di vigilanza urbana e frazioni, 2 impegni non semplici. L'obiettivo sarà di far sentire finalmente le frazioni parte della città e di valorizzarne gli aspetti ricettivi e turistici. Sul fronte della sicurezza, poi, si comincia da un finanziamento statale di 240.000 euro, molto importante dato che, almeno per il 2019, il Comune non avrà soldi da investire. Purtroppo Lavagna in questi ultimi tempi ha avuto anche molti problemi sulla sicurezza. Fortunatamente il Ministero dell'Interno ha stanziato dei fondi, tra cui anche Lavagna è potuta accedere. So che sono arrivate anche fisicamente le telecamere, perciò il mio compito sarà anche quello di collaborare con le forze dell'ordine e con i vigili per l'installazione. E ora la cronaca: pesanti disagi al traffico ferroviario si sono registrati questa mattina in conseguenza della fuga di gas avvenuta in prossimità di Genova Pegli, che ha comportato la chiusura sia del traffico ferroviario sia di quello viario lungo la strada Aureli. I fatti risalgono alle 3 della notte quando nel corso di lavori di consolidamento della galleria ferroviaria una trivella avrebbe forato un grosso tubo del metano della rete cittadina. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza al personale della ditta Ireti, che ha provveduto a riparare la tubazione. Hanno inoltre monitorato l'ambiente circostante per verificare la presenza e la concentrazione di gas nella galleria. Con un motoventilatore si è provveduto alla bonifica del tunnel. In via precauzionale sono state fatte evacuare 10 famiglie. Attorno alle 10 del mattino, tuttavia, la situazione è tornata alla normalità, benché il traffico dei convogli sia stato più lento a ripartire. Ora apriamo la pagina ecclesiale. Questa mattina in piazza San Pietro il Papa ha presieduto l'udienza generale, tornando nella sua riflessione al viaggio apostolico recentemente compiuto in Romania. L'unione tra tutti i cristiani, ha spiegato il Santo Padre, pur incompleta, è basata sull'unico battesimo ed è sigillata dal sangue e dalla sofferenza patita insieme nei tempi oscuri della persecuzione, in particolare nel secolo scorso sotto il regime ateistico. Con queste parole Francesco ha delineato lo spirito del suo viaggio, precisando che la gioia maggiore è stata procedere in mezzo al popolo romeno come pellegrino nella sua terra. I diversi incontri del 30° viaggio apostolico del Pontefice hanno evidenziato il valore e l'esigenza di camminare insieme sia tra cristiani sia sul piano della fede e della carità, sia tra cittadini sul piano dell'impegno civile. In modo particolare, in un paese largamente ortodosso, significativo e intenso è stato l'abbraccio con il patriarca Daniel e il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena. Sentiamo un passaggio della catechesi di Francesco. Con il patriarca e il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena abbiamo avuto un incontro molto cordiale, nel quale ho ribadito la volontà della Chiesa cattolica di camminare insieme nella memoria riconciliata e verso una più piena unità che proprio il popolo romeno invocò profeticamente durante la visita di San Giovanni Paolo II. Questa importante dimensione ecumenica del viaggio è culminata nella solenne preghiera del Padre Nostro all'interno della nuova, imponente cattedrale ortodossa di Bucarest. Questo è stato un momento di forte valore simbolico, perché il Padre Nostro è la preghiera cristiana per eccellenza, patrimonio comune di tutti i battezzati. Nessuno può dire Padre mio e Padre vostro, no.
Padre nostro, patrimonio comune di tutti i battezzati, abbiamo manifestato che l'unità non toglie le legittime diversità. Possa lo Spirito Santo condurci a vivere sempre più come figli di Dio e fratelli tra di noi. In diocesi iniziano giovedì a Coreglia Ligure i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova, al quale la comunità di Coreglia è legata da una devozione che si tramanda da secoli. Giovedì all'inizio alle 21 si terrà il concerto di musica sacra a cura dell'associazione musicale Canticorum Jubilo di Zoagli e del Genoa Ensemble, con il soprano Chiara Bisso e Daniela Piras al flauto, Alessandro Fedeli all'organo. Nel corso della serata saranno proposti attraverso la narrazione gli aspetti salienti della vita del santo. Torniamo a parlare del Festival della Parola. Tra gli incontri che hanno concluso la Kermesse nell'ambito del tema della spiritualità ricco di spunti è stato il dialogo tra il docente egiziano Farouk Ouel e il giornalista di Avvenire Giorgio Paolucci. Titolo della conferenza: Il dialogo, fondamento di nuova umanità. Siamo tutti composti da tutti. Con questa espressione l'egiziano Farouk Ouel ha indicato il cammino per favorire il dialogo tra persone. Di fronte al pubblico del Festival della Parola di Chiavari, il docente di lingua araba all'Università del Sacro Cuore di Milano ha spiegato che ogni persona ha dentro di sé elementi di altre culture. Non ci sono una società, una razza o una cultura pura. Comprendere questo, secondo Ouel, può portare al cambiamento della realtà di oggi e dare un significato alto alla vita di ciascuno. Perché abbiamo perso la certezza. Non solo la certezza sulla religione, ma la certezza su tutto, anche la politica. Se parliamo oggi sulla crisi politica in Europa, nel mondo occidentale, è perché la politica è stata ridotta all'amministrazione di quello che c'è, non è a produrre significato e visione del futuro e della società. Quindi il dialogo aiuta tantissimo di avere questa visione chiara. Chi siamo e chi sono gli altri, e noi non possiamo sapere chi siamo se non ci sono gli altri. In piazza Nostra Signora dell'Orto, Ouel ha dialogato con il giornalista di Avvenire Giorgio Paolucci, che ha invitato ad attingere dalla vita quotidiana. Gli esempi di dialogo, ha detto, non arrivano da teologi, esperti o intellettuali, ma dalle persone che hanno deciso di andare oltre i pregiudizi e di incontrare la realtà. Il primo antidoto alla paura e all'indifferenza, la vitamina per costruire il dialogo, ha concluso, è il desiderio di conoscersi, al di là delle etichette che ciascuno mette all'altro. Io credo che ci sia bisogno soprattutto di incontri, di conoscenza reciproca. Quello che aiuta molto a dialogare è andare al di là del pregiudizio, dello schema che ognuno di noi un po' si costruisce sull'altro, e l'altro può essere lo straniero, ma può essere anche il collega di lavoro, il vicino di casa, la persona che si incontra per strada, cioè andare oltre lo schema ed entrare nella logica di un incontro personale. Quando c'è l'incontro con la persona, spesso l'ideologia, lo schema cade. Parliamo ora di un altro festival invece che inizia domani con la tradizionale sfilata dei bambini per le vie della città. Facciamo riferimento alla edizione 2019 del Festival Anders e tanti gli appuntamenti in calendario anche per quest'anno. Sentiamo. Sarà la coscienza il tema portante dell'edizione 2019 del Festival Andersen. 80 gli eventi che coloreranno la città da giovedì a domenica e faranno da cornice alla consegna del premio letterario intitolato allo scrittore danese. La coscienza, perché ci è sembrato in questi tempi dove talvolta prevale l'indifferenza, il non approfondimento, di rispolverare una categoria dello spirito e dell'umanità così importante da tanti punti di vista. Poi noi parliamo anche e soprattutto di bambini, quindi il risveglio delle coscienze oggi è davvero un elemento da tenere presente e da ricordare. Gli eventi saranno distribuiti in diverse zone della città, ma come sempre il cuore resta la Baia del Silenzio, che ospiterà incontri e spettacoli. Abbiamo Allevi che presenta un progetto con Save the Children, Corrado Augias che in una performance nella Baia del Silenzio, Diodato che è un cantatore nuovo e molto interessante che si sta affermando, poi
Elio Germano, Raffaele Gualazzi in un concerto di piano e voce, la Morante con un quartetto jazz di Faraò, che è un musicista molto importante per un altro spettacolo molto interessante nella Baia. C'è Lidia Ravera che farà una performance. Giovanni Allevi parteciperà anche al corteo iniziale, la tradizionale sfilata di oltre 1000 bambini delle scuole di Sestri Levante che prenderanno simbolicamente possesso della città giovedì mattina con inizio alle 10. Del resto l'Andersen è anche questo, è anche dimostrare che gli spettacoli, gli eventi e le iniziative si possono realizzare nei luoghi più belli della città, le spiagge, le baie, le piazze, e quindi che per 4 giorni appunto diventa un vero e proprio teatro all'aria aperta. I bambini sono stati coinvolti anche nel tema, come dicevamo, nel tema della coscienza, hanno fatto tanti disegni pensando soprattutto ai diritti dei bambini che grazie alla collaborazione con i commercianti saranno esposti nelle vetrine della città, e poi con una gigantografia che tiene insieme decine di disegni nell'atrio del Palazzo Comunale, a dimostrazione che in questi giorni anche il comune è il loro regno. I bambini non tanto nel senso anagrafico, ma nel senso del riscoprire i valori dei bambini anche per tutto il resto del pubblico, che infatti è variegato. Lo spirito è proprio quello di collegare le generazioni a partire dallo spirito dei bambini. Ora un approfondimento sul fronte internazionale, lo attingiamo dal sito di nigrizia.it e arriva dal Congo. Lo Stato islamico rivendica un nuovo attacco a Beni. In una dichiarazione sul sito web di messaggistica Telegram, lo Stato islamico ha rivendicato ieri l'attacco compiuto lunedì notte nella città di Beni, nella provincia nord-orientale di Kivu. Almeno 13 i civili che sono stati uccisi nella notte tra lunedì e martedì in un attacco compiuto da sospetti appartenenti alla milizia filo-jihadista. La violenza è iniziata alle ore 21, ora locale, nel distretto a sud-est di Beni, quando è arrivato un gruppo di aggressori composto da uomini ma anche donne e ragazzini. Secondo i testimoni il gruppo sarebbe riuscito ad aggirare la postazione dell'esercito congolese e avrebbe iniziato a saccheggiare le abitazioni. Le violenze poi sarebbero riprese alle 7 del mattino successivo. La popolazione in tutta la regione è ormai stremata dalle ripetute violenze. La città di Beni è anche al centro di una preoccupante epidemia di Ebola, con oltre 1300 morti e più di 2000 casi confermati di contagio. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. In primo piano sul quotidiano cattolico Avvenire, fame di uguaglianza, le parole di Papa Francesco al Summit Panamericano dei Giudici su diritti sociali e dottrina francescana. Il Papa: la democrazia deve essere concreta, no agli attacchi e alla solidarietà. Firmata la Carta di Roma, povertà e ambiente ferito, le minacce più gravi. Francesco sottolinea il paradosso delle molte leggi ma con meno diritti economici e sociali. Dall'interno di Avvenire l'approfondimento sulla situazione del continente africano e il Sud, l'ultimo obiettivo dei jihadisti, scrive quest'oggi Avvenire. E sempre dalle pagine del quotidiano cattolico le due facce della questione verde. A Torino, la città più inquinata d'Italia, Conte accelera e dichiara guerra alle polveri sottili nelle metropoli. Intanto però la DDA svela un sodalizio criminale tra più regioni per gestire la monnezza, scrive Avvenire, fare soldi facili. Sempre dalle pagine del quotidiano cattolico la politica italiana, tregua Di Maio Salvini sul governo, sblocca cantieri, intesa in extremis. E poi le parole del Presidente della Repubblica: scongiurare la procedura dell'Unione Europea. Mattarella a sostegno di Conte, oggi Bruxelles decide sul nostro debito. Ancora dalle pagine del quotidiano Avvenire, i corridoi umanitari, 58 i profughi siriani arrivati ieri a Fiumicino grazie al progetto della comunità di Sant'Egidio, CEI e Tavola Valdese. In Pagliazzo il modello diventi fiume di solidarietà dell'Europa. Sempre dalle pagine di Avvenire l'orrore in Olanda, eutanasia su una ragazzina di 17 anni, un caso che sta scuotendo le coscienze di tutto il mondo. La giovane aveva subito violenze sessuali da piccola, si era vista respingere la richiesta lo scorso anno, ora al sì al suo desiderio di non soffrire più. Scienza e vita, la depressione si può curare, dilaga una cultura di morte. Sulle pagine del Secolo XIX vediamo insieme i titoli scelti dal quotidiano di Genova quest'oggi. Di Maio al Colle, il governo va avanti, Tria offre all'Unione Europea tagli per 3,5 miliardi di euro. Nella lettera a Bruxelles previsti risparmi annuali sul welfare, ma
Scrive oggi Il Secolo, parte l'iter per lo sforamento dei conti. Intanto i 5 Stelle cedono a Salvini, via libera al decreto sblocca cantieri. Sulle pagine del Levante la cronaca, profanata la tomba di Ornella Cafo, l'ex editrice sepolta a San Pietro di Novella. E poi ampio spazio appunto a Rapallo, sul lungomare entro luglio la riapertura totale al traffico. San Francesco, posticipata a fine estate la seconda fase del primo lotto dei lavori. Sempre da Rapallo, barche da smaltire, indagine della procura, gli yacht destinati alla demolizione posti sotto sequestro. E poi ancora le parole del sindaco di Moneglia Claudio Magro, che ama lo sci nautico, a Moneglia giro in bici, la composizione della giunta, mentre a Santa Margherita Brunetti e De Giovanni al posto di Marsano e Bottino in consiglio comunale. Per la politica amministrativa si è insediato a Zoagli il commissario ad acta che dovrà redigere il conto consuntivo 2018 del Comune. La nomina si è resa necessaria perché il Comune di Zoagli non ha approvato entro i termini previsti dalla legge il documento contabile. Pertanto il commissario nominato dalla Prefettura dovrà adoperarsi per favorire l'approvazione dello stesso. La mancata approvazione del bilancio genera alcune conseguenze sul fronte normativo ma non sul fronte tributario. Per i cittadini in sostanza non cambia nulla. L'ente pubblico però non può procedere all'assunzione di personale, inoltre vengono meno alcuni sconti in materia di vincoli di spesa. Il commissario dovrà adempiere all'approvazione del bilancio nel tempo più breve possibile. In caso di reiterata violazione delle diffide inoltrate dalla Prefettura, l'esito estremo della procedura sarebbe lo scioglimento del Consiglio Comunale. Andiamo ora in redazione per gli ultimi aggiornamenti. Per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Una notizia di cronaca che ci porta a Genova. Durante un controllo nel bacino di San Pierdarena, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno intercettato e sequestrato 9 tonnellate di tabacchi lavorati esteri illecitamente introdotti in Italia. L'operazione No Smoking ha portato al sequestro di un container proveniente dal Senegal, accompagnato da una documentazione che attestava il carico come carbone vegetale. In realtà c'erano 450.000 pacchetti di sigarette del marchio paraguaiano Tejano. Il valore sul mercato è stimato in circa 1.800.000 euro. Verosimilmente destinate al mercato spagnolo, le sigarette sarebbero state successivamente immesse nei canali di illecita distribuzione delle periferie di Barcellona. È tutto, a te Cristina. Bene, grazie. Apriamo la pagina sportiva, lo facciamo andando sul nostro sito teleradiopace.com perché è stata ufficializzata la nomina del nuovo allenatore della Lavagnese Calcio, che ha affidato la panchina della prima squadra a Giovanni Nucera, già allenatore del settore giovanile bianconero e nelle ultime 2 stagioni vice di Gabriele Venuti e Luca Tabbiani. L'allenatore in seconda sarà Vincenzo Ranieri. La Juniores Under 19 sarà allenata da Enrico Barilari di Levanto. E sempre di calcio giovanile è calato il sipario sul 6° torneo Santo Nicola, quinto Memorial Ghirardelli, disputato nel fine settimana scorso al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. In un clima familiare e festoso, baciato da 2 giornate di sole, sono stati assegnati i trofei. Nelle gare di sabato la finale primi calci 2011-2012 è stata vinta dalla Sampdoria. Nella categoria Pulcini 2008 vittoria pari merito per Nuovo Regina e Rivasamba. Nella categoria Pulcini 2009-2010 primo posto per il Real Fieschi, mentre nella categoria Esordienti 2006 vittoria per il Bogliasco. Momenti di commozione durante la premiazione per il commiato di Massimo Maiolino, che lascia dopo 3 anni la presidenza del Villaggio Calcio. Sentiamo. Sono state 2 giornate bellissime, il tempo ci ha aiutato finalmente e il ricordo di Mario e Raffaele è sempre vivo qui al Villaggio Calcio. Sono 2 pilastri che hanno scritto la storia e tantissimi ex villaggini hanno sempre piacere a venire a questo torneo proprio in loro ricordo e in loro memoria. E rimane questa amicizia con la Sampdoria? Sì, assolutamente, una nuova amicizia proprio siglata da un accordo di affiliazione tra il Villaggio Calcio e
l'Unione Calcio Sampdoria. È un accordo molto importante per noi, il progetto si chiama Next Generation. Sampdoria viene a trovarci una volta al mese qui per darci consigli tecnici e linee guida comunque che verranno utilizzati dai nostri istruttori. Una scuola anche per i portieri a Villaggio. Assolutamente sì, è stato un anno molto interessante, molto valido, abbiamo cercato di dare il meglio per migliorare i ragazzi e adesso anche quest'anno è finita e poi i ragazzi spero di aver dato qualcosa di importante per il proseguo della loro attività sportiva in sostanza, quindi l'importante è dare qualche cosa dal punto di vista umano e poi se i ragazzi diventeranno bravi tutto qualche cosa in più, però l'importante è il lato umano, quindi questo assolutamente. Ecco, appunto, a livello societario c'è anche un cambiamento al vertice, il presidente mister lascia, tra l'altro c'è stato anche un saluto e consegnato diverse targhe. Sì, mister Maiolino, il presidente Maiolino lascia dopo 3 anni di presidenza e di allenatore, e quindi lo ringraziamo sia come presidente che come allenatore. Infatti si è visto dai suoi ragazzi quanto gli vogliono bene, quanto l'hanno seguito e quanto sono cresciuti grazie a lui in questi 3 anni. Vediamo tutti. E con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15, alle 20:30, alle 22:45. Vi ricordo anche che potrete seguire tutti gli aggiornamenti nel corso del pomeriggio al canale 187 di Telepace sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.